Gloria al Signore. Leggiamo un salmo, numero 95, Salmo 95. Alleluia. Gloria al Signore. Salmo 95. A Dio sia la gloria. Amen. Venite, cantiamo con giubilo all'Eterno. Mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi. Celebriamolo con salmi. Poiché l'Eterno è un Dio grande, è un gran re sopra tutti gli dei. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci. Inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio. E noi siamo il popolo che egli pasce, è il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: è un popolo sviato di cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi. Alleluia. Chi ha scritto questo salmo non ci è dato a sapere. Non tutti i salmi sono di Davide, la maggior parte dei salmi li ha scritti Davide, ma sicuramente sappiamo che l'autore, non solo dei salmi, ma di tutta la Bibbia, è uno. Gli scrittori magari possono essere diversi, ma l'autore è uno, ed è lo Spirito Santo. Perché ogni scrittura è ispirata dallo Spirito Santo. È una delle particolarità della Bibbia, sapete, che ci fa comprendere la veridicità, che questa parola è parola di Dio. È una parola soprannaturale, che resiste. Passano gli anni, secoli, ma questa rimane e sarà sempre la parola di Dio. Alleluia. Alcuni studiosi hanno visto che, nonostante i libri siano di epoche diverse, scritti, lo stile, dalla Genesi all'Apocalisse, è come se fosse un'unica persona a scrivere. E questo è qualcosa di straordinario, vero? Amen? Sapete, ognuno di noi ha un suo stile quando scrive, no? Sapete? Un modo di scrivere, come se fosse un timbro, no? Una caratteristica. Alleluia. In questa parola troviamo che lo scrittore, l'autore, è uno solo. Ci diciamo grazie, Signore, perché hai voluto che la tua parola potesse giungere a noi. Amen. Cielo e terra passeranno, lo ha detto Gesù, ma non la mia parola. Amen. E grazie a Dio ci hanno provato in tanti. Pensate al tempo del nazismo, del fascismo. Avere una Bibbia era un reato. E andavano a cercare nelle biblioteche le Bibbie, facevano un mucchio e li davano a fuoco. Ma ancora abbiamo la Bibbia. Ancora oggi è il libro in assoluto più venduto, più letto.
Ci sarà un motivo, vero? Gloria a Dio, ma veniamo a questo salmo. È un invito continuo che fa il Signore. Venite. Venite. Chi scrive dice venite, cantiamo con giubilo all'Eterno. Mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Chi è la rocca della mia salvezza e della tua salvezza? È Gesù. Amen. Presentiamoci a Lui con lodi. Bello stare alla presenza del Signore. È vero? Possiamo dire che è bello stare alla presenza del Signore. Ed è anche una gioia stare alla presenza del Signore portando la lode. Lodare il suo nome, innalzare il suo nome. Questo è il culto. Innalzare Dio, innalzare il suo nome. Presentiamoci davanti a Lui con lodi. Abbiamo cantato. Per chi abbiamo cantato? Per il Signore. Quelle belle parole scritte le facciamo nostre, le cantiamo per innalzare il suo nome. Amen. Venite, cantiamo con giubilo, con gioia all'Eterno. Mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi. Celebriamolo con salmi, con canti, con espressioni che possano in qualche modo gratificare Dio e renderlo gioioso, perché noi siamo qui per adorarlo. Non per trascorrere un'oretta o 2 orette, quelle che sono. Siamo qui per innalzare il nome del Signore e vogliamo desiderare di farlo. Il desiderio è importante perché l'Eterno è un Dio grande, è un gran Re sopra tutti gli dei, scritto dei in forma minuscola, per parlare di tutti gli uomini, anche quelli che hanno autorità e possono sentirsi in qualche modo Dio sulla terra. Non c'è autorità in questa terra, nel cielo, nel mondo dello spirito, che sia più grande del nostro Dio. Amen. Alleluia. In pochi versi, con poche parole, lo scrittore descrive la capacità di Dio. Nelle sue mani stanno le profondità della terra. Amen. Amen. E le altezze dei monti sono sue. Che bella questa espressione. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto. E le sue mani hanno formato la terra asciutta. Vuoi che Dio, che ha creato il mondo dove viviamo, non possa risolvere il tuo problema, il mio problema, i nostri bisogni? Alleluia. Alleluia. Possiamo dire alleluia. Amen. Alleluia. Venite, ancora, venite. Dio invita sempre. Difficilmente, Signore, dà degli ordini. Anzi, nel Nuovo Testamento mi ricordo un particolare: Gesù obbliga i suoi discepoli a seguirlo sull'altra riva. È forse l'unico obbligo, ma poi è tutto un invito da parte di Dio. Dio ci invita a dedicargli del tempo. Lo facciamo, non lo facciamo, ma Dio ci invita a presentarci a Lui. Noi a volte rimandiamo perché abbiamo tante cose da fare, ma Dio ci invita anche ad andare ai Suoi piedi. Vi ricordate l'invito di Gesù? Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Venite. Alleluia, alleluia. È un invito che richiede una decisione da parte di chi riceve questo invito, un'azione da fare. Vieni a me, ti dice il Signore. Venite a me.
E noi cosa facciamo? Vogliamo andare a Lui? Vogliamo stare sulle nostre posizioni, fermi lì dove siamo? Vogliamo andare al Signore. Aver conosciuto e aver assaporato la grazia di Dio non basta. Bisogna andare a Lui ogni giorno, fare un passo per avvicinarci a Lui ogni giorno. Amen. Amen. Alleluia. Noi vogliamo crescere nelle vie del Signore. Vogliamo andare sempre più avanti per scoprire quanto è grande ancora, più di quello che immaginiamo, la potenza di Dio. Amen. 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 Alleluia. C'è molto e molto e molto di più. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci. Alleluia. In chiesa abbiamo poco spazio. Non lo facciamo quasi mai, non ci inginocchiamo quasi mai. Però vogliamo passare del tempo ai piedi, in ginocchio, ai piedi di Cristo, ma in ginocchio, proprio come posizione. Alleluia. È un'attitudine che ci aiuta ad umiliarci davanti alla presenza di Dio. Siamo troppo abituati a stare in piedi e siamo abituati poco ad abbassarci e ad umiliarci. Gesù si è umiliato, si è abbassato, si è calato. Amen. Amen. È sceso, ha lasciato la gloria che aveva presso il Padre, facendosi uomo. Si è umiliato fino ad arrivare alla croce. La sua vita è stata nella gloria, proclamando la gloria di Dio, proclamando la sua gloria, nei miracoli, nelle sue predicazioni, ma la sua vita è stata una meravigliosa dimostrazione di umiltà. Alleluia. È vero? Sto sbagliando? Amen. Amen. Per questo Gesù può dire: imparate da me, perché io sono umile e mansueto di cuore. Amen. Amen. Alleluia. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Oh, Dio ci ha fatti. Amen. 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 Non solo noi, ha creato tutta l'umanità, tutto il genere umano. Ha creato ogni cosa, il mondo, la terra, le montagne, come abbiamo letto, il mare gli appartiene, la terra asciutta. Alleluia. E ci ha dato un privilegio a noi, oltre che essere sue creature, siamo suoi figli. Alleluia. Amen. Amen. Non tutti sono figli di Dio, ma è scritto nella parola che a tutti quelli che hanno ricevuto Gesù nella propria vita, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio, noi siamo il popolo che Egli pasce, è il gregge che la sua mano conduce. Amen. Così ci vede il Signore come il suo gregge, siamo il suo popolo, e parlando di gregge vuol dire che il gregge ha un pastore, vero? Il nostro pastore è il sommo pastore, Amen. Gesù. Amen. Amen. E Davide lo riconosce. Nel Salmo 23, l'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. E anche noi vogliamo unirci in questo pensiero di Davide dicendo: Amen. Dio è il mio pastore, Gesù è il mio pastore e nulla mi manca. Amen. Alleluia. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. È un altro invito: venite a me, inchiniamoci, presentiamoci a Lui con lodi, ma oggi, se udite la sua voce,
Non indurite il vostro cuore, come è successo al popolo di Israele, che ha suscitato l'ira di Dio, nonostante ha visto miracoli. Gloria a Dio, ha visto il Mar Rosso aprirsi. Eppure, quante lamentele. E perché dovevano attraversare il deserto? E a nessuno fa piacere attraversare il deserto. Ma se Dio per un attimo vuol farci attraversare il deserto, vogliamo fidarci di Dio. Amen. O no? Amen. Perché ci sarà una benedizione. Amen? Amen. Non so perché il Signore vuol farci attraversare il deserto, non lo so, ma so che conviene fidarsi di Dio. E questo siamo chiamati a fare. E ti dico, fidati di Dio. Ma sai, anche il popolo di Israele diceva a Mosè, pover'uomo, ma Dio non vede che siamo nel deserto, abbiamo fame, abbiamo sete. Fame, sete, non lavorate, dal cielo vi è giunta la manna, avete mangiato, volevate la carne, gli uccelli dal cielo, il Signore ha mandato la carne, volevate l'acqua dalla roccia scaturita, ma cosa volete di più? A lamentarsi. Dio aveva fatto una promessa al suo popolo. Io vi porterò, vi darò una terra dove scorre il latte e il miele, una terra fertile. Gloria a Dio. E giunti là vicino alla terra, andarono gli esploratori, vi ricordate l'episodio? Ci sono i giganti, l'esercito potente, noi andiamo a morire. Su 12 esploratori, 10 erano tutti pessimisti, no? Solo 2, Giosuè e Caleb, dissero un attimo, adesso non è che ci dobbiamo scoraggiare. Sì, sono alti sti uomini, hanno armi che noi non abbiamo, hanno spade, scudi, noi abbiamo forse le lance fatte da noi, no? Però se Dio ci ha dato quella terra deve essere nostra. Amen. 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 Non scoraggiamoci. Ma se Dio ci fa attraversare il deserto, vuol dire che c'è una benedizione poi dopo il deserto. Amen. Amen. Alleluia. E suscitarono l'ira di Dio. Quella generazione non vide la terra promessa. E Dio ha detto, non entreranno nel mio riposo. Cioè Dio vedeva in quella terra un riposo per il suo popolo, dopo tanto pellegrinare, dopo tanti secoli di schiavitù, finalmente riposarsi e godere di qualcosa che ti appartiene, che non ti sei guadagnato, ma ti è stato dato, regalato da Dio. E in un certo senso questa terra promessa rappresenta un po' quella che deve essere la nostra meta. Anche noi abbiamo una terra promessa da raggiungere e si chiama cielo. Ed è qualcosa che è per l'eternità. Amen. Amen. Per raggiungere questa terra promessa dobbiamo fidarci di Dio. Siamo pellegrini, stiamo pellegrinando. La nostra abitazione eterna non è questa, ma noi saremo in cielo con il Signore. Quella è la terra promessa per noi. Amen. Per l'eternità. Ora, in vista del traguardo, sicuramente avremo giganti da affrontare, avremo combattimenti, ma vogliamo fidarci del Signore. Perché se non credi fino in fondo a ciò che Dio ti dice, non meriti il riposo di Dio. Amen? Amen. E io credo in Dio. Alleluia. Vogliamo credere nel Signore. Amen. Amen.
voglio riposarmi. È anche un'espressione che si usa quando qualcuno viene a mancare, no? Si sta riposando. Questo è il riposo. Alleluia. Questa terra non offre riposo. Ma riuscite voi a riposarvi? Siamo continuamente attaccati da pensieri, preoccupazioni, impegni. Quanto si desidera il riposo, ma non quello che troviamo fisicamente a letto quando ci andiamo a coricare, ma un riposo proprio spirituale. E l'anima nostra ha bisogno di riposo, di riposare. Amen. E questo riposo te lo può dare solo Gesù. Amen. Già quando lasci stare le cose così come devono andare, ti stacchi un po'. So che è difficile, ma occorre un po' staccare la spina a volte, no? E prendere la decisione di dire: oh, vado a pregare. È un'esperienza solo che ho fatto io, no? Amen, l'hai fatta anche tu. E tu l'hai fatta questa esperienza? Basta, io non ce la faccio più. Devo andare ai piedi del Signore. Ti inginocchi e preghi. Non trovi il riposo. Non è che ti addormenti mentre preghi, no? Ma l'anima tua si sta riposando. Perché quando tu invochi il nome del Signore, il suo Spirito scende. Amen. E quando dai a Lui i tuoi pesi, tu ti alleggerisci. E quando dici: Signore, io non posso far niente, ma risolvi tu questo mio bisogno, questo problema. Non è meraviglioso? Gloria a Dio. Questo è il riposo del Signore. Perciò ti dico, è bello andare in preghiera, andare ai culti, stare insieme, stare alla presenza del Signore, è qualcosa di speciale. Amen. È qualcosa di impagabile. Gloria a Dio. Guardate, non è facile lavorare e prepararsi per il culto, predicare, cerca di dare qualcosa spiritualmente parlando, no? Non è facile, ma quando lo faccio mi riposo. Dici: ma sei folle? Non lo so se mi riuscite a capire, però quando lo faccio mi riposo. È qualcosa che non sai spiegare, però riconosci che è Dio che ti dà forza. Amen. Perché quello che fai non lo fai per soddisfare te, lo faccio per rendere un servizio a Dio, per dare a Lui la gioia, e di conseguenza la sua gioia è la mia, la ricevo anch'io gioia. È meraviglioso. Per questo Dio invita: vieni in chiesa, frequenta di più la chiesa, perché se stai a casa non ricevi le stesse cose. C'è qualcosa che abbiamo in casa che si chiama televisione, internet, telefonini, telefonate varie. Prendiamoci del tempo. Venite, cantiamo con giubilo all'Eterno. Mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi e vedrai che la tua vita scorrerà meglio. I pesi, quelli del lavoro, della vita, della famiglia, rimarranno, ma troverai sempre le forze per affrontare ogni cosa e per dare a Dio la gloria e l'onore, il rispetto che gli sono dovuti, perché siamo il suo popolo, è il gregge che Lui pasce. Amen. Perciò non induriamo il nostro cuore. Oggi, se odi la voce di Dio, non indurire il tuo cuore.
Questo è l'invito che fa il Signore. Il tuo cuore non rendilo duro, perché le cose si complicano. Non dire sempre no. Abbiamo cantato sì, Signore, sì. Amen. E non nascondiamoci dietro ad una comprensione che pensiamo: Dio mi comprende, Dio sa che non posso, Dio sa che tu puoi. È diverso. Dio sa quello che tu puoi e quello che non puoi. Sei d'accordo? E Dio vede la mia sincerità. Venite, cantiamo con giubilo all'Eterno. Mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi. Egli è degno di essere lodato. Amen. Merita la tua lode. Perché quel sacrificio che Egli ha fatto sulla croce è potente ancora oggi. E ti rende libero ancora oggi di poter chiamare Dio Padre. Amen. Alleluia. Dio diceva di quella generazione, di quel popolo, che era un popolo sviato di cuore. 40 anni ebbe in disgusto quella generazione e disse: è un popolo sviato di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Conoscere le vie del Signore è qualcosa di molto, molto profondo. È una conoscenza che richiede vicinanza. Con la vicinanza, con l'intimità, Dio si rivela. Amen. Non puoi conoscere Dio sempre di più delegando questo alla frequenza sporadica la domenica in chiesa. No, ma ogni giorno tu devi stare vicino al Signore, invocarlo, pregandolo, adorandolo e affidando a Lui la tua vita. Gloria al Signore. Quella generazione non è entrata nella terra promessa. Poi i figli sono entrati. Dio ha aspettato 40 anni finché tutti fossero morti, sapete? Fatti girare nel deserto, girare e rigirare. 40 anni. Non entreranno in quella terra. Questo è stato il suo volere. Non meritavano. Solo chi si affida a Dio merita. Solo chi confida nel Signore merita. Noi non meritiamo nulla. Ciò che meritiamo è per la grazia di Dio che è in Cristo Gesù. Gloria al Signore. Vogliamo riposarci nel Signore. Perciò vi invito ad alzarci in piedi. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Vogliamo adorare ancora il Signore. Alleluia.